un ordine. Tecca, Camoluzza, tecca. Tecca. Una a te e una... No, una a te, no a te. E chi un'altra a te. Camoluzza. Oh Giuseppina, oggi mi faceste mangiare come un principe, mi sento sazio. Sì, solo oggi. Mi sentite sazio solo oggi? Veramente un petitto non vi ha mancato mai. Mangiate e bevete che è in piacere. Ragione, Ave. Frenate tanto che da capo non te faceste. Ma magari tu frenati a mogliere perché tunna stai diventando. Ah, mi fai raffrontare. Mi piglio sto caffè. Sempre sto caffè. Subito. Dopo l'uri è buono. Chi suffice proprio come ci piace a vostia. Il sciauro? Come? Come? Vabbè, che schifezza, Madonna Santa! Oh, e chi non è zucchero e tiepe! Tu caffè si piglia amaro e bollente! Taccamo. E che? Ah, per tanti anni che si da sta casa e non ti ha insegnato ancora a fare un caffè come si dice. Scusate, don Salvatore. Ma che scusa? Ringraziamo il signor Ruzzo che ne manda in salute. Sto caffè, l'abbiamo sto fatto muore. E lasciala stare che ha mortificata la russa, va. Bene qua. Che c'è? Ta figlia a freddo, quant'ava che non si fa vedere. Anche tu sarai impegnatissimo. Ma freddo. Oh. Senti, ma che intelligente. Poi, Che esperto. E che tagliatura mi fa mia cacciare. nostro figlio, Ma... somiglia tutta a te, mogliere, tutto tu. Ah. T'ha scudato sta buona muzzetta madre. Manco se era figlio solo. E sbagliamo a parare. Ah. Che faccio mi porta queste cose? Sì, leva tutto così, dopo ora fa tutto che avevano Donna Maddalena e Don Camillo, ma solo da partita a carta. A proposito di Don Camillo, a sera mi disse se tu ci mettessi una buona parola con Donna Maddalena, perché dice che sono un samarita chi sono un gambacciò. Sì, si vede che è affretto. Don Salvatore, avete a scusare se mi ci con questa discussione. Ma mia, Donna Maddalena, mi fa una malantipatia. Se fosse uomo poi mancata le assi. Quando arica si duna, pare che tutti cagarono Giuseppina! Oh. Ma come deve andare? Ma cosa? Donna Maddalena è una gran dama, è inquilina mia e non è una funa come te. Basta, tocca. Voi sapete che sono educata con tutti, ma chi sa una sombotto, io è troppo superba. Quando vuole qualche cosa, comanda a Caingia come se fosse la padrona. Tutto questo gioco che Chi sa la verità come Vangelo, Don Salvatore? in cucina. Sì. E poi quando viene i bambini. Io ho visto la licenza. E non ti beliare, lasciala stare perché ti pigliare i colori, magari con Ida, che per favorello. Come stavo dicendo di Don Camillo? Che suole maritare a Donna Maddalena. Sì. Da chi da femmina di classe si marita a Ido. Ma perché qui è chissà? Le cucce dicono, donne di scinni. Ma a Regina di Francia arrivavo. A poi Don Camillo mi disse solo che tu ci metti una buona parola. Oh. Ma a te che ti pare che Donna Maddalena, una femmina della sua elevatura sociale ed intellettuale, non vi sa trovare partito degno di certo, l'avvocato è un bravo cristiano, però, creda mia, è un carnalavare, mi sa di, ancora le sta attaccata a fare pesa marcia. Ma poi dico come un zappone. Oh, ma tu lascialo stare tutte queste cose, ci metti questa buona parola e basta. Oh, senti, ma non credo che ti dà fastidio se Donna Maddalena ci dicesse di sì. No. Stiamo attenti. Che dici? Ah. Che dici? E vabbè, ora c'ho un momento per parlarci e ce ne va. Avanti. Prego, accomodatevi. Oh, carissima Parlo Don di Salvatore, prego. Donna Carmela. Ma prego, mangia. Ma che profumato che faciti? Il gelsomino. Io adoro il gelsomino. Prego, accomodatevi. Don Salvatore, Donna Carmela, vi ho portato il mensile del villino che mi avete affittato. Oggi è la fine del mese e sono in perfetta regola. Ma perché tutta sta premura? Ma che pensavo? Che vi mandavo a citazione? Che me lo farete il prossimo mese? Ma Don certo. Salvatore, prendetelo.
Ma no, il prossimo mese. Don Salvatore, insisto. No, insisto io, me lo darete il prossimo mese. Don Salvatore, ve la voglio dare assolutamente oggi questa Ma busta. no, ma date un'altra volta. No, ve la voglio ora dare sì. oggi. No, ve la voglio dare Fino a oggi. domani mattina. Che bello, vero? Gli è picchiettino te la vuole dare oggi. Donna Maddalena, scusate, ma l'ingolina vi se ne chiese tutte come a voi. Grazie, puntuale. donna Carmela. Ragione, papà mogliere. Piuttosto un minuto che piglio carta e penna e vi faccio la ricevuta. Don Salvatore, ma che premura c'è? Io ve l'ho data oggi, voi me la darete domani. No. Voi me la volete dare oggi per forza, io me la devo dare oggi per forza. Vabbè, La ricevuta. avanti. Vieni qua, Salvatore, vuoi disturni la carta? Vieni qua. Che c'è? Ora io ti lascio solo codida. Dice la parola di Don Camillo, non Vabbè, scordare. levamene sto pensiero. Avanti. Poi ci su favore. Non mi sa. Vabbè. Donna Maddalena, scusate, io voglio da banne che mi pigli un fazzoletto. Prego, faccia con comodo. Scusate. Ecco, donna Maddalena. Gradite un poco di musica? Sapete, io l'amo, l'opera. Anch'io l'amo, l'opera. Qual piuma al vento, bene, benissimo, ma non ve l'ho già detto. Le piante che volevate per il vostro giardino? Certo, e sono belle, bellissime, e le ho fatte sistemare tutto intorno alla fontana. Questa fontana mi fa pensare a un ricordo. Don Salvatore, che cosa dite? Ah, dico, quando sono stato ardito, quando fu pazzo quella sera. Ah, e vabbè. Don Salvatore, non ci pensate? Veramente la colpa è magari vostra. Voi mi pigliaste per mano e mi portaste vicino alla fontana. E sanno che mani che la cammisa. Cercaste di pigliare il tuo piscichetto che era morto. Mi vennero di grazia tonne, corposi, e anche come la cira. Perdonatemi, donna Maddalena, ma non ci vesti più d'occhi. Mi pigliai e vi passai. Zitto, vostra moglie potrebbe sentirci. Non ci pensate, mia moglie non sospetta niente, d'altronde io non l'ho mai tradita e spero che dopo 2 anni voi avete ancora fiducia in me e mi abbiate perdonato. Don Salvatore, non ci pensate più. Io non ci ho pensato più. Ma Maddalena, a proposito, non l'avevo parlato proprio. Sta venendo Don Camillo, come dicevi tu, puntuale. Mi viste la finestra, aspetta, vieni qua, che vedo una cosa. Giudicissimo. Ancora, È arrivato Don Camillo? Sta arrivando, mia moglie l'ha visto dal balcone, ora sta. Noi dobbiamo giocare a scopone. Sì, senta, ci voleva dire proprio una cosa, ci vuole un Camillo. Dite. Una cosa che sicuramente non potrà succedere, ma io d'altronde, anche di dirlo. Ma dite. Ecco, Don Camillo vi ha pregato di dirvi che è innamorato di voi e poi Ah, ma sì, lo so, me ne ero accorta, che cosa credete? Ma vede, caro Don Salvatore, l'avvocato è buono, è bravo, non però... mi piace. No, non dico questo, anzi, è un uomo molto affascinante. sicuro, vi giocare le carte. Ma vede, io ancora non me la sento di risposarmi.
Vede, il dolore è troppo grande. Ce l'avevo detto io. Però, se il dolore mi passa, ve lo farò sapere. Sta arrivando. Salvatore, vieni qua. Ci diciste. Sì. E che ti dissi? Ma che mi disse? Mi disse che ancora è piena di dolore. Avevi dolore? Certo, dopo tanto tempo ancora c'è il dolore. Però se ci passano, il primo che ci fa sapere sogno io. Va bene. Però non ci diciamo niente per come all'avvocato, che chi si agita facilmente e ne fa chiedere a Marolancino la serata. Cacca. Buonasera! Oh, buonasera. Oh, ma che caudo! C'è un caudo! Così asfissiante! E non paremo in Africa! Paremo in Africa perché non si sentiva un caudo di questa maniera almeno 10 anni! Signora Carmela, i miei omaggi! Don Salvatore, i miei omaggi! Signora Maddalena! I miei omaggi? Caro Don Camillo, ma perché avete sempre questa faccia così scura? Oh, fuori non pensiamo a niente, facciamo questa bella partita come vuole Dio, eh? Signoruzza, se sapesse i problemi che c'hai a casa io, ho una sorella incinta, a carica a partorire, una causa di separazione importantissima. Ya mamma, non voglio dire più niente. Mica voi la fregate troppo. Vedete che cascate malata. Già c'è la faccia china di sponduna e gialla. Pare sfamata. Ma che state dicendo? C'è la impressione. Ma questo è il fegato, che c'hai un piccolo esaurimento nervoso e si vede di sta badamici a suo maniera. fegato, badamici, Don Camillo. Funziona sto fegato, perché non funziona? Perché va agitato troppo, Già solo che ve la mandate con l'amici. Sogno solo, non mi vuole. I femmine quando mi taleno, sono che già Ma che state dicendo? Come conta stai fissati? Mamma. Chi da mo dice sempre, me luccia ma giuzza marito di prima che muore. Me luccia ma giuzza quando sta a fallare che c'è su pede, sa uno ti offendisce a te ma giuzza, sa uno ti offendisce. E stammi ci attende. giocare i gatti e diventa scemo. Ma che scemo, Dan Salvatore, io ieri sera ero un poco nervoso perché vedevo che voi due giocavate e vincevate e la signora Maddalena qui presente si agitava. Ma no, Don Camillo, ma io non mi sono arrabbiata con voi. Mi infastidiva che Don Salvatore e Donna Carmela vincevano in maniera spudorata. Infatti. A me piace vincere al gioco. Io consiglio, donna Maddalena, se ci piace vincere al gioco, facciasi compagno di gioco, perché chi sto combattere E va bene, ora Salvatore non esagerare, Don Camillo per dei carte picchi è fortunato in amore. Don Camillo, per gatti, perché non sa più Oh, cazzo. Amanda, Sì, ma questa sera però ci prenderemo una bella rivincita, faremo una bella di sfida di borletta. Amanda, accomodiamoci. Prego. Giuseppina, Sta valigia, ma Sì. mette oh, già. Giuseppina, Comando Don Salvatore. non è molto sato. No giardino, stavo beverando i rastigelli. Senti una cosa, piglia un mazzo di gatti, comincia a domare le luci da fuori, perché sta scolando. Subito, Giuseppina, un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua? Subito? Ma come la volete quest'acqua? E con un poco di menta o senza? Con un poco d'amarena o senza? Con un poco di una scorsetta di limone? O senza? Basta, voglio solo un bicchiere d'acqua ghiacciata. E allora Giuseppina fai scorrere l'acqua fino a quando non diventa ghiacciata e ce la porta la signora. Ho capito. Vi servo subito. Quante scucchi per un bicchiere d'acqua. Seppina. O settete. E allora, donna Carmela, mi contassi in sua figlia Ninetta e felice? Oh, ci ringraziamo Signore. Che so pulito, Domani vince ancora. Perfetti. E a Freduzzo, ma che bello! E a che tagliatura infame a cacciare, Chi succede di Santura a mio marito? Para, buona muzza di sa Sì, suocera! vedi, ma Manco se fosse figlio so! ci dissi io Anduro. Cacci sui gatti. Giuseppina, il mio bicchiere d'acqua. Già, che lei voleva un bicchiere d'acqua. Ghiacciata. Sì, ci porto subito. Avanti. Vediamo con fasti catti. Sotto letto dazza cicca, cena iatta casa licca, e se licca picca, fa le catti la mano ritta. No, gli facessi lei, donna Carmela, che mi fido che assai. Ai. Caccia l'acqua.
Ghiacciata. Vai a Vegno, vedere vegno. poi è. Signora Carmela, Sì? c'è l'avvocato Cardelli, l'amico Oscio. Oh, fallo entrare. Prego, prego, si accomodi, avvocato, prego. Signori, buonasera a tutti. Oh, Giuseppina, avvocato. il bicchiere? Buonasera, buonasera. Vino ora di Catania, tempo di posare i bagagli e mi sono subito precipitato qua. Sì. Buonasera. E a signora Luigina, non è? Si sentiva poco bene, era stanca, dice che domani vi verrà a trovare. Vabbè. Signora, Che c'è? vi devo parlare di cose urgenti. A mia? E di che si tratta? Si tratta di vostra figlietta. Di una figlia? E che ci succede? Michele, che fai? Permette che hanno altre segretarie? Oh, sicuro, scusate, prego, prego. No, Carmelo, Sì, sì, come sì. no? Allora, chi tocca? Tocca alla signora Maddalena. Qua c'è un 4. E c'è un 3. E io c'hai la simazzi. Scusate, ma io non posso carichiuna, mi stai sentendo buona? Che fu? Non so, mi sento cambi sullo stomaco. Carmeluzza, ne stiamo un Signora, prenda un po' d'aria, le farà bene. Un po' d'aria al giardino. Non so come mi stai sentendo. Dice a mamma, quando una femmina smania, acqua, sale e succodolomia. E sta cosa non funziona, è meglio che ci chiamiamo dottore. Niente, mi gira solo un po' la testa. Poggi. E fai un bello scofone. Che mi sta avvenendo? Giuseppina! Oh, che succede io? Vuoi pigliare bottiglia a casci? Picchi. Perché? E noi facciamo una bella insalata. Anzalata. Picchi, che si sente? Dan Salvatore, chi succede con io che fu? Che? Fu a sorpresa vostra, ci fecero male ma non le convette. Ce ne stanno tutte parecchiate, pro stomaco. Ci vai a preparare un poco d'acqua a cardauro, eh? Dammi un puzzo, vediamo. Signora, si stenda un po', le farà bene. Sì, Io, sì. per quanto mi riguarda, tolgo il disturbo. Ma rimanete. Sì, e me ne vai magari io, signoruzza, si riguarda perché sa mamma e moco camorrisa mi dice sempre milluccio, a maggior sempre in ritardo, a non gatto un dopo, lo cura tutto da piatto. E noi facciamo un doppolare sicuramente. Signora Maddalena, prego il mio braccio. Anna Carmela, Arrivederci. avvocato, Arrivederci. Don Salvatore. Arrivederci, donna Maddalena, prego. Oh, Michele, e che fa? Non Sì, vengo subito, dico una cosa Don Salvatore e vengo. nell'aia testa, donna Maddalena! Donna Maddalena! Michele, vieni qua. Allora, che fu? Che ci succede a una figlia? Non sa. Che fa? Oh, non andavi a dire a cuccare. Oh, tu, smarina, che non ha caputo niente. Ma che va a capire? Ma che ho capito, tu figlio cambi nevole. Che Michele a dire una cosa grave sopra la nostra figlia niente. Grave. Michele, Se mi lasciate parlare. Ma parla, che succede? Una disgrazia, è un disastro. malata. No. E allora? No. E allora che fu? Che fu? Allora? Dimmelo. Vado a stare muta, sta. Sì, parla con me, Ma parla con me che sono io, E io sono una maggiore, sangue. Ma la sta sangue che non c'entra niente. Don Salvatore, signora, se vi siete zitti io continuo. Te l'avevo detto io, state muta, non ti rompo. E para, figlio, che stai Ninetta. pieno. Ma figlia. Ma figlia? Vostra figlia. Che figli? Chi ave? Felice. Felici, ma io no. Ma tu stai muto? Oh, capito, da stare muta, non Insomma, Eh. Ninetta è felice. E chi lo sapemo? Ringraziamo il Signore e tutti i santi. No. Ninetta è felice. Ma figlia è maiennero. Ah già, perché a me non mi vengono niente, io non sogno samaggi. Insomma, Ninetta è felice. Solo uno spazio. No! Sì, solo uno spazio. Ma come sono Ma sfatti? ieri, ieri, L'hanno facciamo maledati. una visita e troviamo che se volevano ammazzare. Ammazzare! Ammazzare, mossero. Ma no, ma quella mossa. Ma parla tu da ammazzare. Se volevano ammazzare, ma non si ammazzare. Ringraziamo il Signore. Caro, io non ci hai capito niente. Insomma, cercate di capire. Spiega. A Scerra fu forte, arriva di mano. Ma giù, E perciò hanno Santa. deciso che sono spatteri. E perché? Tra un momento li vedete qua tutte e due. E perché? Che perché Felice si vuole giustificare con voi, mentre vostra figlia Ninetta si Eh. trasferisce a armi e bagagli. Che vieni? Sì, E se ne chi va a è stare pazza? E che la sa sta marito? E che compassa ci faccio che cristiani? Madre mia, che focolani!
Madre, non ne c'ho più manco un naso dentro. Io e Gigi abbiamo fatto di tutto per cercare di farli calmare, di persuaderli, ma niente, non vogliono sentire ragioni. Che poco anno che mi Allora, noi. sta tutto posto, va bene. Perché si sente buona? Buona, buonissima stasera. Ah, meno male che si calmava, signora. Sì, sogno cammissa, ma Giuseppe dato noi in cucina. Magari in assieme. Non sapevo che era cosa di niente. Di niente, cosa di niente, patini. E va bene, me ne vaio. Facete bene a iatta, caveratta. La facciazza vostra. Ma tagliato come se pigliano io con tutta la mano, catante. Ma tagliato che fa un anno che mi viene oggi. Ma con la oddio. Chi? Tutta colpa tua. Colpa mia, Sì. colpa no. Ma che fate? Ascoltaste quando era vicino tutti i capricci che ci faceva passare. Non rimproverate mai. E io si sentiva facendo di fare tutto che tu caffè. E già. E si capisce, vedo, ora la colpa è tutta la mia, tagliato che c'è qua. Diceva Canonetta, è una pazza, ha un carattere insopportabile. L'educazione è sbagliata, troppo vezzata. L'educazione che ci insegna tutto. Tu mi dicevi sempre, oh! Sì, tu te stavi muto, sì, ma perché non sapevi che Luca Oddini gli lasciamo parlare a mia. È vero, ce l'aveva insegnato io l'educazione. Io ce l'aveva insegnato l'educazione. A Oppa non faccio, io marito. Non può fare scommuovere, ma niente, che succede? Fate un rapporto. Sì. Don Salvatore, calmatevi. Io ce l'aveva insegnato l'educazione. E invece no, la stavo parlare io. Senti, quando si metteva sempre in mezzo a fare vedere la tua figlia, la stavo parlare io. E ora? Ora la colpa è da mia. E dato che la colpa è mia, io sai che faccio? Che fai? Appena viene da figlia da sta casa, io piglio, rapo la porta e me ne va. E uno te ne vai, un sabatore. Un che è in albergo, andando sotto la scala. Lontano me ne vai. Me ne vai a America, America, sì. Parte. E io me l'aspettavo in 34 anni di matrimonio che mi ho parlato così, a mia. Mi vuoi lasciare? Io aspettavo questo momento per dormirlo, vero? Ma signore, calmatevi, mi state facendo sangue acqua così. Una femmina come a mia, una trovi più unne. A trova, e magari me. Giove, quanto sei brutto. E chi sei a ricompensato bene che t'ha voluto? Don Salvatore, mi volete calmare? Dai. Parte, lasciami sulla cutta figlia, mo sai io che faccio, sai proprio io che faccio. Appena tu te ne vai, mi chiudo intra, come se fosse una monica di clausura, anzi, come se fosse morta! Don Salvatore, calmatevi! Mia, Stefano! Ma quando mai avete avuto divermi? Va bene, io calmo su. Va bene. D'altronde magari io voglio bene che quando mi guarivo. Non sa più che tu che me ne esce la bocca. E chi so dicevo, ma quando mai avete avuto diverbi in 34 anni di matrimonio? Avanti, date un vaso e facete pace, dai. Carmela. Preziosa. Carmelozza. Ti perdono. Torino, Sì? mi dici queste parole che mi diciste? Mai più. Mai più. Mai. Torino. Carmelozza. È buono. Buono. Proviamoci mano così mezzicchi, pensavo piuttosto a che giocavamo a fare. Ragione, Giusto, Ale. Ma che facciamo? Ma che facciamo? Ci facciamo capire che sbagliano, che non è giusto, supplicamo in ginocchio, ma che No, a fare? che sto pagando. Eh. Penso che da poi fanno pace.
Poi si tornano a lasciare un'altra volta e dicono, facciamo pace per colpa vostra. Giusto. Ma allora che mi Devono fare pace da loro stessi. Sì, ma come? Ma che Anzi, focuranno che mi viene oggi? Ma che poco fa, quando vi sciariaste, mi venne una bella pensata. Vuole pensare? Che Un pensate? capodopera, una finzione, ma che deve sembrare reale. Ma che finzione? Partorisce sta pensata.